Assessore Telesca, dunque il centro di assistenza primaria di Grado aprirà ai primi giorni di ottobre. Qual è l'importanza di avere un CAP all'interno di una sede distrettuale? Beh, ci aiuta sicuramente a realizzare quello che è l'obiettivo della sanità nuova, cioè una presa in carico totale del cittadino, del paziente, delle problematiche. Fare un centro di assistenza primaria all'interno di un distretto sanitario ci permette di utilizzare al meglio tutte le sinergie che si possono fare. Nel distretto sanitario ci sono già gli ambulatori, per esempio, degli specialisti. Ci sono già gli infermieri del distretto, ci sono una serie di cose che però insieme al centro di assistenza primaria possono creare quella continuità assistenziale e per esempio far dialogare di più il medico di famiglia con lo specialista che è lì, con l'infermiere che controlla i malati cronici, la guardia medica che copre, diciamo così, il servizio notturno, e quindi diventa un servizio continuativo di sanità in un posto importante che copre un importante territorio con diversi cittadini. Assessore, salute non è solo sanità, non è solo servizi sanitari, ma è anche prevenzione e anche benessere, e in questo senso le terme di Grado possono essere particolarmente importanti. Certo, infatti oggi il termine sanità è veramente superato dal termine salute, perché per stare bene bisogna prevenire, bisogna riabilitare, bisogna sicuramente anche curare. Grado si colloca diciamo in un posto importante della sanità regionale perché le sue terme, tutto il comprensorio con tutte le prestazioni che vengono fornite qui in questo centro termale, può veramente fare la differenza rispetto a quello che è la prevenzione, per esempio, e soprattutto la riabilitazione. Oggi bisognerebbe parlare meno di ospedalizzazione, di pronti soccorsi, perché oggi un gran numero di persone ha bisogno di stare bene usando la prevenzione e quando ha avuto un problema usando una cosa importantissima che adesso ancora i cittadini fanno fatica a trovare, tutto il sistema della riabilitazione.